Amici di Diretta Sport, benvenuti a San Duchessa, da dove vi raccontiamo una delle sfide più interessanti del 20° turno del campionato di Serie A2, con il Cus Cagliari che cerca di frenare la corsa della capolista Magnolia Campobasso. Cus Cagliari che è in zona playoff, 7° posto in classifica con 18 punti. E Cus che la settimana scorsa ha vinto contro l'High School Basket Lab, interrompendo insomma un momento di grande difficoltà non solo a livello di risultati ma anche a livello di infortuni, di acciacchi, un periodo nero che è costato ben 4 sconfitte consecutive. Campobasso invece è al primo posto in classifica con 28 punti, in coabitazione con Faenza. La squadra arriva da una netta vittoria casalinga contro l'altra squadra cagliaritana del girone, ovvero la Virtus Cagliari, sconfitta per 92-64 con ben 6 giocatrici in doppia cifra. In precedenza però c'era stata la sconfitta nello scontro diretto di Faenza, sconfitta di misura di un solo punto sul punteggio di 57-56. E ovviamente Campobasso che non vuole assolutamente lasciare punti per strada. Le squadre sono in campo agli ordini dei signori Mirko Picchi e Dario Di Gennaro. Alzata in questo momento la palla a 2 con il primo attacco per Campobasso. Tra poco vi daremo conto anche dei quintetti iniziali. C'è il tentativo di layup con la mano destra sbagliato da parte della giocatrice in canotta numero 18 Elisa Mancinelli, assieme a lei con il 17 Emilia Bove, quindi ancora con il numero 11 Roberta Di Gregorio. Con il numero 4 c'è Rachele Porcu, che è la giocatrice che produce più assist nel campionato di Serie A2, ne parleremo nel corso della nostra telecronaca. E poi ancora ci manca da elencare con il numero 14 Carolina Sanchez, anche lei vecchia conoscenza insomma del basket sardo. Subito un tiro da 3 punti a segno allo scadere di 24 secondi per Emilia Bove. Dunque è arrivato il primo canestro della partita, lo ha realizzato la squadra di coach Sabatelli, che ora è chiamata a difendere contro il primo attacco della partita del Cus. Il pallone ricevuto in punta da Striulli, l'hesitation, non riesce a superare Porcu ma si inventa comunque questo tiro appoggiato al tabellone che vale dunque i primi 2 della gara per la formazione universitaria guidata in panchina da Federico Sciascia. Vediamo come risponde Campobasso. Il ribaltamento di lato per Rachele Porcu, poi ancora vicino a canestro da Carolina Sanchez. Il tiro è molto corto in questa circostanza e allora c'è spazio per la transizione del Cus, guidata tanto per cambiare da Erika Striulli, che ha iniziato molto aggressiva questa partita. Il capitano che vuole trascinare il Cus all'impresa, e Striulli che si è guadagnata 2 tiri liberi. Intanto è arrivato già il primo cambio per coach Sabatelli con l'uscita di Porcu, che ha probabilmente anche qualche piccolo problema, sta cercando di risolvere ora in panchina, mentre Striulli è in lunetta con il primo tiro libero. È stata a lungo tra le prime realizzatrici di questo campionato, poi un infortunio alla schiena che le ha fatto perdere insomma qualcosa, ma sta tornando sui suoi standard. Qui fa 2 su 2 e permette alle universitarie di trovare dunque il primo vantaggio nella partita. La giocatrice che ha rilevato Rachele Porcu è Sofia Marangoni. Ora c'è il fallo sul tentativo di aiuto da parte di Novati, la rimessa da zona difensiva da parte di Carolina Sanchez, che ha trovato Marangoni, chiamata a pugno nell'attacco della Molisana. C'è l'uscita di Di Gregorio, è pronto il blocco di Bove, va dall'altra parte Di Gregorio, cerca la penetrazione, riapre in emergenza per Bove, che però si era spostata verso il centro. Applaude tutta la panchina del Cus Cagliari per questa difesa abbastanza attenta sull'iniziativa di Roberta Di Gregorio, anche lei vista in Sardegna lungamente, 2 diverse parentesi per la precisione, con la canotta del San Salvatore Selagius. Novati in punta, chiede, ottiene il pallone Erika Striulli, accoppiata con Marangoni, post basso per Ljubenovic, interessante il giro dorsale, poi si sbilancia un po' ma a quel punto ha l'astuzia e la lucidità di far rimbalzare, di far carambolare il pallone sulle gambe della sua avversaria e ottenere così la rimessa dal fondo. Ancora il Cus, 7 secondi per tirare, ci prova Novati, che ha dimensione perimetrale anche abbastanza spiccata, qui non trova altro che il ferro. 8 e 10 da giocare nel primo quarto, attacca ancora la Molisana. Sanchez qualche problema nel addomesticare il pallone, interessante il backdoor di Mancinelli che però non riesce a concludere. Bove, giro e tiro frontale, il pallone danza lungamente sul ferro e poi esce, il rimbalzo lo porta giù Arianna Landi
con la difesa qui di Mancinelli, che secondo la lettura arbitrale è irregolare. Arriva il primo fallo da parte della giocatrice in canotta numero 18 e rimessa in attacco dunque per il Cuscagliari. Si tratta del secondo fallo di squadra per la compagine ospite. Ripetiamo la situazione di punteggio con le padrone di casa avanti sul 4-3, qualche piccolo problema sulla rimessa con Campobasso che cerca di essere ora un pizzico più aggressiva. Novati per Landi, quindi in post medio da Ljubenovic, ancora un giro sul perno contro Bove con il pallone che schizza via dalle mani della giocatrice slovena e allora sarà rimessa dal fondo per Campobasso. 7:40 da giocare nel primo quarto, partita che è iniziata con ritmi abbastanza alti, anche se abbiamo visto ben pochi canestri fino a questo punto. Marangoni dal palleggio, controllata da Striulli che le lascia un po' di spazio, poi Mancinelli mette il pallone per terra, attacca il centro dell'area, scarica molto bene in angolo Di Gregorio con metri e metri di spazio, non riesce a mettere a segno un tiro che comunque è abbastanza nelle sue corde. Il Cus dall'altra parte con Landi, quindi Striulli fa circolare per Novati, consegnato con problemi tra l'altro per Puggioni, che comunque in un modo o nell'altro riesce a ricevere. Puggioni poi si perde il pallone sull'attacco di Marangoni, va fino al capolinea dall'altra parte Sofia Marangoni a recapitare il canestro del controsorpasso. 5-4 la Molisana, dall'altra parte chiamata maglia per Striulli. Ora Ljubenovic, Striulli parte verso sinistra, è velocissima, cerca uno scarico, lo trova in direzione di Paola Novati. Questa è un'altra tripla di qualità che però l'ex Palermo tra le altre non riesce a mandare a segno. Di Gregorio si apre per ricevere Carolina Sanchez, è rimasta indietro Novati, extra pass per Di Gregorio, prova a battere Novati sul close out ma poi anche lì perde un po' la maniglia. Allora Striulli alza la testa, dà un'occhiata per la possibile ricezione vicino a canestro di Novati, sbaglia il tiro dalla media, proprio Novati però conquista il rimbalzo e permette l'extra possesso alla squadra universitaria. 6-15 Ljubenovic, Striulli nell'accoppiamento con Di Gregorio, poi c'è il cambio difensivo accettato da Bove, Novati non può essere servita, arriva il taglio di Ljubenovic, solo secondo ferro, il tap out che poi è preda di Marangoni. Si corre tanto in questo momento ma deraglia anche Campobasso con un pallone che è assolutamente irricevibile per Emilia Bove. C'è un'altra sostituzione per coach Sabatelli con il primo ingresso in partita di Mia Masic. A proposito di vecchie conoscenze del basket sardo, per lei due esperienze, prima la Virtus Cagliari e poi al San Salvatore Selaggius, anche se quest'ultima parentesi non è stata certamente positiva per lei, viziata o meglio rovinata letteralmente da un grave infortunio, la rottura del legamento crociato dopo poche partite di regular season. Qui c'è un fallo, il terzo di squadra per la Magnolia, quando non siamo neanche a metà del primo quarto, con coach Sabatelli che si consulta con il suo assistente fuori Puggioni. Non un grandissimo impatto fino a questo momento, al suo posto c'è Sara Saias, qui cerca la magata Striulli che poi non trova lo spazio per il tiro, anzi viene stoppata dalla difesa aggressiva in questo caso da parte della Magnolia. Il pallone ricevuto da Bove, fuori per Marangoni, cerca l'alto basso qui con Sanchez che nel mismatch con Striulli ovviamente vicino a canestro è molto avvantaggiata. Striulli non può far altro che commettere il fallo, il primo della sua partita. 5:31 sul cronometro del primo quarto. Sanchez dentro per Marangoni, anche per lei c'è il mismatch con Saias che paga tanto in termini di fisicità rispetto alla giocatrice avversaria. Striulli allora dal palleggio, Ljubenovic e poi Arianna Landi, esce Novati, riceve il pallone, lo mette subito per terra, Bove sulle sue tracce, Striulli, ancora il cambio difensivo accettato da Bove, Striulli l'attacca dal palleggio, prova a costruire un vantaggio che si concretizza poi per il tiro da 3 punti di qualità di Sara Saias a segno con il canestro della parità a quota 7. Bella azione in questo caso per la squadra di coach Federico Sciascia. Applaude il pubblico presente in buon numero sugli spalti del Palacus, mentre Masic ribalta qui molto male a dire il vero verso Mancinelli, palla persa per Campobasso e ora si arrabbia un po' anche coach Sabatelli, chiede una maggiore concentrazione, forse ha notato un approccio un po' morbido da parte della sua squadra. Ripetiamo, siamo in parità, quota 7, qui tocca con un piede Marangoni e allora
Viene consegnato il pallone alla squadra di casa per la rimessa dal fondo eseguita da Erika Striulli. Saïas presa in consegna da Marangoni. Novati chiede il pallone, Striulli in angolo, vuole prendere il tiro da 3. Novati fa tutto da sola e in questo caso fa bene, fa canestro, allora ha ragione lei. Nuovo vantaggio per le padrone di casa, 9-7, padroni di casa che stanno tenendo testa fin qui a Campobasso. Masic, tiro da 3 punti, una tabellata, ma c'è il rimbalzo di Carolina Sanchez, rimbalzo di esperienza con un senso della posizione là sotto. E ancora le due squadre a braccetto. Allora dicevamo il CUS che se la sta giocando, che se la giocò anche nella partita d'andata giocata a Campobasso. Vittoria per la Molisana sul 59-52, ma il CUS che arrivò avanti nel punteggio anche a metà partita sul 28-33. Intanto Striulli, una finta per mandare a vuoto Marangoni, poi sbaglia il tiro, soltanto primo ferro. Mancinelli dall'altra parte, controllata da Landi. Il rientro difensivo del CUS Cagliari. Sanchez per Marangoni. Saïas stavolta un altro brutto cliente, ovvero Mia Masic, che però non viene servita. Il tiro difficile, sbagliato in questo caso, anche se di pochissimo, da parte di Sanchez. Un po' di sfortuna per lei. 3-10 da giocare nel primo quarto. Striulli chiede il pallone, Ljubenovic ancora contro Bove. Osserva anche il piazzamento delle compagne, c'è Striulli che era andata a bloccare a suo vantaggio, ma non è riuscita a guadagnare comunque un vantaggio. Saïas va dentro con coraggio, ma non trova il canestro. Dall'altra parte Masic, ancora qualche problema qui, un attacco che insomma non inizia benissimo per la Molisana. Ci sono 10 secondi per trovare un tiro. Si parte con questa situazione di pick and roll tra Marangoni e Bove, con il fallo in attacco, il blocco in movimento. Comunque il fallo di Marangoni. Sostituzione ora in campo, una per parte a dire il vero, fuori Bove, dentro Lucia Di Costanzo, altra giocatrice ex San Salvatore. Per il CUS invece in campo c'è Eugenia Caldaro ed è andata a riposare un po' Paola Novati. 2:40 sul cronometro del primo quarto, 9-9 il punteggio qui a Saduchessa, gara dal punteggio basso. Ora Ljubenovic, il tiro dall'angolo, solo ferro, il rimbalzo portato giù da Mancinelli, che poi alza la testa e conduce anche la transizione della Molisana. Mancinelli va dentro, raccoglie il palleggio, il tiro cadendo all'indietro anche per lei con errore, e poi il rimbalzo portato giù da Ljubenovic. Landi è già dall'altra parte, Landi sbaglia, Caldaro a rimbalzo tiene vivo, Saïas vuole ricostruire con calma. Ljubenovic, si va dal capitano Striulli, le finte e poi il pallone messo per terra sulla guardia di Mancinelli. Gioca 2 con Ljubenovic che rolla dentro. Landi guarda il canestro, palleggio, arresto e tiro corto per Landi. La lotta a rimbalzo premia Carolina Sanchez, e poi c'è Mia Masic, gira sul perno. Masic sta cercando di entrare in questa partita, servito di Costanzo che si è guadagnato lo spazio per il tiro, ma poi non ha concluso, ha preferito riaprire. Masic, ancora un errore. Il CUS che sta difendendo molto forte, il proprio pitturato non concede tiri facili. Campobasso che deve ancora insomma entrare al meglio in questa partita. 90 secondi alla conclusione del primo quarto. Caldaro sa bene cosa fare di questo pallone, allora Ljubenovic, la finta, poi il tiro, c'è il contatto con Sanchez al momento del rilascio della palla, un tocco sull'avambraccio che vale 2 tiri liberi e anche il quinto di squadra peraltro per la Magnolia Campobasso, che ha pronti degli altri cambi. Tornerà Bove a brevissimo e tornerà anche Rachele Porcu. Per il CUS invece ci sarà spazio per Francesca Mura, andrà a far riposare Striulli. La regia passerà verosimilmente nelle mani di Sara Saïas, che è stata in qualche modo catechizzata dal suo capitano. Il primo libero realizzato da Ana Ljubenovic. Intanto ora cerca la concentrazione per il secondo, la giocatrice originaria di Lubiana, lo sbaglia poi Mancinelli sul rimbalzo. Era Rachele Porcu che vuole lo schema 4 nell'attacco nella Magnolia. Porcu seguita da Saïas, vuole mettere ordine, sposta Di Costanzo che ora va a bloccare. C'è lo show difensivo di Caldaro e ancora Porcu insomma tirata in una trappola. Continua a difendere bene il CUS. 3 secondi qui, Bove trova il canestro con fallo in una situazione di emergenza totale però ancora per
Campobasso, c'è voluto il talento insomma di Emilia Bove. Canestro che è stato assegnato, lo confermiamo, allora vantaggio Magnolia sull'11-10 e tiro libero aggiuntivo per Bove, giocatrice classe 88 originaria di Caserta, ex Umbertide e Vigarano tra le altre. Libero convertito, allora +2, 12-10, ultimi 55 secondi del primo quarto. Caldaro, Saias guarda il canestro, Ljubenovic in angolo, ancora in direzione di Saias, Landi vuole la posizione profonda di Ljubenovic che cerca anche passo d'incrocio qui, ma finisce col scontrarsi contro il muro difensivo eretto dalla Molisana. C'è la palla persa per il Cus e Campobasso che ha l'opportunità di piazzare un piccolo break proprio in conclusione di primo quarto. Arrivano le indicazioni, adeguamento difensivo per il Cus Cagliari che è a zona 2-1-2 in questo caso. Marangoni per Bove, cerca di ragionare appunto contro la zona fronte pari. Campobasso, Bove cerca dentro di Costanzo, 3 secondi offensivi e questa è la chiamata del signor Mirko Picchi e dunque palla persa anche dall'altra parte. 25 secondi residui sul cronometro nel primo quarto e Sara Saias a dare avvio a questa trama offensiva nel Cus Cagliari. Mura, Landi e poi Caldaro, il tiro dall'angolo sbagliato, Mura lotta a rimbalzo, riesce in qualche modo a servire Landi che però si perde il pallone. 8 secondi per il tiro di Campobasso, di Costanzo va in angolo dentro per il taglio di Mancinelli, cerca lo spazio per il tiro, chiede un fallo che però non viene ravvisato dalla coppia arbitrale. Si arrabbia un po' la giocatrice in canotta numero 18. Allora termina la prima frazione qui al Palacus di Cagliari con la squadra ospite in vantaggio di 2 lunghezze sul 12-10. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torneremo in diretta. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Ed eccoci tornati in diretta dal Palacus, tutto pronto per l'inizio del secondo quarto. Mura, Saias, Landi, Novati e Caldaro, questo è il quintetto di coach Sciascia per il secondo quarto, appunto Porcu, Mancinelli, quindi ancora con il numero 3 Marangoni, con il 13 di Costanzo, con il 17 Bove. Queste le 10 protagoniste. Partita equilibrata, come detto nel primo quarto, con Campobasso che non è riuscita a trovare continuità offensiva. Il Cus sta giocando con grande coraggio e senza alcun timore reverenziale, ricordiamo, al cospetto della capolista, a pari merito con Faenza del girone. Qui Caldaro sbaglia un appoggio apparentemente facile a canestro, Campobasso prova ad approfittarne allora con Rachele Porcu a tutta velocità, cerca lo scarico per Bove, fuori Marangoni in ritmo da 3 punti dentro, ed eccolo qui forse il migliore attacco della partita per Campobasso fino a questo punto, tripla in ritmo di grande qualità e arriva non a caso anche il canestro. Qui la pressione di Mancinelli per mettere in difficoltà Mura, ultimo
rinforzo del Cuscagliari a stagione in corso, arrivato dalle cugine del San Salvatore Selardus. Qui Marangoni, probabilmente non del tutto a torto, chiede un'infrazione di passi su questo movimento di Sara Sayas. Arrivano comunque i 2 punti. Dunque movimento tollerato insomma dagli arbitri. Il Cus difende a zona anche in avvio di secondo quarto. Il tiro di Marangoni è sbagliato. Caldaro col tagliafuori un po' difficoltoso, a rimbalzo su Bove. L'ultima a toccare è stata proprio la giocatrice in canotta numero 17, mentre sta per tornare Erika Striulli, il capitano del Cus, che va a rilevare Arianna Landi. Dunque Sayas ancora in campo per le universitarie, che sono sempre lì a un solo possesso di distanza dalle avversarie. Parte a zona anche Campobasso in questo frangente della partita. Linea di fondo per Mura, il tiro in reverse, un gran canestro di Francesca Mura con personalità ad attaccare la linea di fondo. Il canestro del -1. Allora 14-15. Marangoni fa circolare sul perimetro per Porcu, quindi Mancinelli, ancora Porcu, mette il pallone per terra. Marangoni 8 secondi, Campobasso ancora fa un po' di fatica, allora deve prendersi il tiro da 3 punti. Rachele Porcu con mano morbidissima lo manda a segno. Una nuova spallata al Cus, che torna sotto di 8 lunghezze, 18-14. Caldaro dall'angolo non riesce a ricucire il rimbalzo e preda di Marangoni, che poi offre il possesso a Rachele Porcu. Attenzione perché c'è un fischio lontano dalla palla, si sono allacciate Caldaro e Bove con il fallo che dovrebbe essere stato commesso dalla giocatrice del Cuscagliari. Sostituzione fuori di Costanzo, che non ha lasciato tracce in questa prima apparizione in partita. C'è Partena Crisantidou per la Magnolia, che dunque esordisce in questa gara. 7:48 prima della pausa lunga. Bove per Rachele Porcu, quindi uscita ancora di Marangoni, prova a sbarrare la strada Ljubenovic. Il pallone aperto per Bove, ancora mano educata, ancora 2 punti. Campobasso sta ingranando insomma nella metà campo d'attacco dopo i primi 10 minuti un po' di studio. Striulli, Francesca Mure, poi Ana Ljubenovic. Erika Striulli cerca di far girare rapidamente il pallone sul perimetro per guadagnare un vantaggio, mette il pallone per terra. Sayas attacca il centro dell'area ancora con grande coraggio, stavolta non è premiata dalla fortuna sul rimbalzo. Si avventa Elisa Mancinelli, 7-10 dietro la schiena. Mancinelli rallenta e permette alle compagne di piazzarsi. Linea di fondo per Marangoni, ancora uno scarico pregiato per Bove, che però stavolta non riesce a metterla. Il rimbalzo lo ha portato giù Ljubenovic. Vedete come Campobasso ora allunghi la difesa per cercare di mangiare quanti più secondi possibili all'attacco del Cus. Striulli, cambio di mano, il tiro dalla media distanza molto corto, pasticcia però a rimbalzo Bove, che non si intende con Crisantidou, regala sostanzialmente questo extra possesso al Cuscagliari. Striulli, Sayas prende il tiro da 3, questo è lungo. Marangoni fa il vuoto a rimbalzo e poi Porcu può ragionare. 6,5. Ancora chiamata 4 nell'attacco di Campobasso, con Bove che lascia il consegnato nelle mani di Porcu. Si prende il blocco Porcu, Crisantidou rolla dentro, c'è il cambio con Striulli, che fa l'unica cosa che è possibile in questo mismatch molto impegnativo, ovvero avventarsi sul pallone per giocare d'anticipo. Ovviamente ci sarà la ripresa del gioco, la rimessa dal fondo per il Cuscagliari. C'è il time out in campo, lo ha chiamato coach Federico Sciascia. 6 minuti e 17 secondi per concludere il primo tempo qui a Saduchessa. Dicevamo della partita d'andata con la vittoria di Campobasso in rimonta con il punteggio di 59-52, ma il Cus che seppe insomma creare notevoli grattacapi. Universitari avanti dopo il primo quarto sul 17-11, poi come già detto anche a metà partita sul 28-33 furono importanti 16 punti a testa per Bove e per Mancinelli in quel caso. Campobasso peraltro è una squadra che non ha una leader realizzativa principale sulle altre. Pensate, squadra prima in classifica, non ha una nelle top 20 realizzatrici del torneo, sempre molto distribuito insomma il tabellino della Molisana, che sa trovare risorse un po' da tutti, e questo è senz'altro un merito di coach Sabatelli e delle sue ragazze. Vi ricordiamo peraltro, approfittando
nel gioco che ancora non è ripreso, che ci sarà più tardi anche un'altra diretta sugli schermi di Directa Sport con la sfida interna del San Salvatore Selandus alle 20 contro la Jolly Acli Livorno. Qui c'è il fallo in attacco di Bove, questa la scelta del signor Picchi, e allora riparte il Cuscagliari che cerca un po' di ricucire massimo vantaggio per la Magnolia, ora sul +6, 20-14, ricordiamo Sayas, lunga circolazione sul perimetro, ora anche il pubblico prova a dare un po' una mano alla squadra di coach Sciascia. Striulli, tripla non contestata e lei la manda a segno. Non è una specialista nel tiro dai 6,75, ma ha buonissima mano, ha tanto talento offensivo soprattutto e anche personalità. Qui accorcia sul -3, dunque 20-17 il ribaltamento di lato per Crisantidu, il tiro da 3 sbagliato da Di Gregorio, poi tiene vivo Crisantidu che ci riprova ma sbaglia la posizione difficile Ljubenovic con rimbalzo, e Striulli che poi permette alle universitarie di dare avvio a questa nuova azione d'attacco. Sayas, lo show difensivo di Bove, Novati cerca il modo di servire Ljubenovic, poi preferisce mettere il pallone per terra, finisce per infilarsi in un vicolo cieco, forse anche una piccola infrazione di passi per lei che ha comunque sbagliato il tiro di Gregorio. E poi Porcu, sempre chiamata 4 nell'attacco della Molisana. Porcu, l'hesitation per seminare Ljubenovic, mette in ritmo Marangoni da 3, ancora un bellissimo attacco di Campobasso con Porcu che ha smazzato un altro assist, abbiamo detto la migliore in questo campionato, 6.2 a partita, sono veramente una enormità. Ljubenovic, Sayas, Striulli, ancora il tiro da 3 con spazio, questo però insomma non esce benissimo, per usare un eufemismo, dalla sua mano destra. Abbiamo detto non è certo una tiratrice specializzata dall'arco. Sta per tornare Mia Masic, prima però del cambio ci sarà un nuovo time out. La situazione di punteggio non è cambiata granché, sempre la Molisana Campobasso è davanti qui al Palacus di Cagliari, 23-17 il punteggio quando mancano 4 minuti e 40 secondi al termine del primo tempo, mentre ovviamente salutiamo con grande affetto tutti gli amici che ci stanno seguendo da Campobasso, in particolare i sostenitori della Magnolia che sono radunati al pub Pulp. Li salutiamo tutti quanti, insomma già lo scorso anno seguirono le gesta della Magnolia in terra sarda con le nostre dirette. Vedremo se coach Sciascia sarà riuscito a rinvigorire insomma l'attacco della sua squadra con questo time out. Sabatelli ha avuto invece segnali confortanti insomma negli ultimi minuti con la sua squadra che ha preso ritmo offensivo. Si torna in campo con Striulli, Novati, Puggioni ancora, e poi Landi e Ljubenovic per il Cuscagliari, Di Gregorio, Marangoni, Porcu, Bove e Crisantidu. Questo è il quintetto di Campobasso. C'è però da effettuare il cambio che vi avevamo preannunciato con l'uscita di Marangoni e il ritorno in campo di Mia Masic, giocatrice originaria di Fiume, arrivata anche lei a stagione iniziata anche se da poche settimane dalla Atena Roma. Qui furto con scasso per Erika Striulli ai danni di Rachele Porcu, che forse in maniera un po' troppo rilassata portava il pallone nella metà campo offensiva, esponendo troppo il palleggio proprio a Erika Striulli, vecchia volpe dei parquet della Serie A2. Crisantidu, vediamo se questo canestro del tutto particolare riesce a ridare un po' di entusiasmo alle universitarie. Di Gregorio manda a vuoto Puggioni, poi sbaglia il tiro allo scadere dei 24. La stessa giocatrice ex Viterbo porta giù il rimbalzo, e poi Striulli vuole calma, vuole attaccare a difesa schierata. Il Cus che ha tra le proprie armi principali l'attacco in transizione, che ha potuto sfogare in poche circostanze a dire il vero in questa partita. Puggioni per Ljubenovic, poi Striulli guarda dentro per Novati. Bove, la sua difesa attenta, molto attenta, infatti costringe Novati all'infrazione di 24 secondi. 3:37 da giocare. Arriva il cambio con il primo ingresso in partita di Federica Madeddu per il Cuscagliari, che va a rilevare proprio
Paola Novati. Federica Madeddu che ha avuto buonissimo impatto nella gara di sabato scorso vinta dal CUS contro l'High School Basket Lab, è andata a ridosso della doppia cifra in termini di punti segnati, il suo hike stagionale, ed è andata subito molto aggressiva qui su Crisantidu. Porcu il piazzato dalla media con errore, ancora un ribalzo per Ljubenovic, un passaggio di apertura qui un po' troppo rischioso per Striuli che chiede un'infrazione di campo non ravvisata dagli arbitri. Masic tiene lì il pallone a sportellate contro Puggioni, fornisce un assist al bacio. Crisantidu non può sbagliare il layup e allora torna sul +6 la Magnolia, 25-19. Il pallone che circola e poi va sotto per Madeddu, fuori da Landi, dentro da Ljubenovic, palla dentro, palla fuori. Il CUS prova a muovere la difesa di Campobasso, Ljubenovic un po' troppo statica all'interno del pitturato. C'è l'infrazione di 3 secondi offensivi, la seconda in questa partita, un'infrazione che è diventata poco usuale insomma ormai nel basket moderno. Intanto il tiro di Porcu con coefficiente di difficoltà davvero altissimo, una lacrima alla Navarro per il massimo vantaggio nella partita per la Molisana sul +8, 27-19. Si sta creando ora una frattura tra le due squadre, vediamo se il CUS ha le energie per ricucire. Landi, Puggioni in ritmo da 3, lei sì è una tiratrice ma non lo fa vedere in questo caso, con l'ultimo tocco a rimbalzo che è però di Emilia Bove. Dunque rimessa per Campobasso, chiedo scusa, rimessa ovviamente per il CUS Cagliari, 2 minuti e 20. Striuli, Ljubenovic riceve in questo momento Arianna Landi, anche lei non è riuscita a fornire un grande apporto alla causa fino a questo momento. Ancora lotta a rimbalzo che sfavorisce Emilia Bove, era andata a contenderle il pallone Madeddu. L'ultimo tocco è appunto nella 17 rosso-blu secondo l'indicazione arbitrale. Striulli per Landi, ha spazio per il tiro da 3 sull'uscita un po' tardiva di Porcu, sbaglia Striulli, tiene vivo lo scarico sotto per Madeddu che prende il contatto e andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Faccia cattiva, atteggiamento aggressivo per Federica Madeddu. Sabatelli è una furia in panchina ora perché la Molisana di tanto in tanto si perde qualche rimbalzo difensivo di troppo. Madeddu cerca la concentrazione per il primo tiro libero, lo manda a segno, classe 2001, ricordiamo, una delle migliori giovani sfornate dal florido vivaio del CUS Cagliari negli ultimi anni. Dentro anche il secondo per Federica Madeddu, 2 su 2 e allora -6 CUS Cagliari, 27-21. Porcu qui ancora una palla persa sulla difesa aggressiva di Striulli, anche se l'errore è sembrato in questo caso essere soprattutto di Porcu, si è un po' palleggiata addosso e poi è andata a spendere il fallo deciso su Striulli con probabilmente anche un po' di frustrazione. Adeguamenti difensivi chiamati dalla panchina di Campobasso, vediamo un po'. E infatti si torna a zona su questo possesso difensivo. Striulli cerca un angolo per servire Ljubenovic, ribaltamento per Puggioni, un altro tiro da 3, ancora Ferro, una furia, rimbalzo Ljubenovic da terra, continua a lottare e fa entrare in partita con questa giocata il pubblico di Sa' Duchessa. Ancora un errore dai 6,75 per le universitarie che però stanno lottando con il coltello tra i denti. Masic, lo scarico che termina nelle mani di Madeddu, prova ad affondare la transizione Striulli, il pallone schiacciato per terra per Madeddu che però non riesce a tirare, recupera Campobasso. Tanta confusione ora, 1,18 per chiudere i giochi del primo tempo di Gregorio per Crisantidu e poi Porcu. Lo show difensivo di Madeddu, c'è l'aiuto di Puggioni che va a commettere il fallo secondo di squadra per il CUS Cagliari. Nel secondo quarto sta per tornare Saias, a rilevare probabilmente proprio Arianna Puggioni. 2 liberi per Partena Crisantidu, anzi esce Striulli che si deve ancora amministrare dal punto di vista fisico, non è al meglio. La settimana scorsa si è definita al 30% della sua condizione, ora sarà sì e no al 50%, ma è stata comunque molto preziosa. Intanto Crisantidu sbaglia il primo tiro libero. E sbaglia anche il secondo, 0 su 2, lotta a rimbalzo Mancinelli che si porta però il pallone fuori.
1-0-8. Ricordiamo che il CUS questa partita deve rinunciare, o per meglio dire ha rinunciato fin qui a Rachele Niola, che ha però effettuato il riscaldamento con le compagne mentre è arrivata un'altra palla persa per le padrone di casa. Dicevamo Rachele Niola, una delle migliori specialiste difensive della squadra, che ha accusato un problema fisico durante la settimana. Vedremo se ci sarà magari almeno una piccola apparizione per lei nel corso del secondo tempo. Porcu resta sulle sue tracce Sayas Di Gregorio, il tiro allo scadere di 24 è sbagliato, Madeddu Tepauta, rimbalzo, controlla Puggioni, 32 secondi per chiudere il secondo quarto. Puggioni, Landi, chiamata 2 nell'attacco del CUS, Landi per Sayas con Campobasso che mantiene questo atteggiamento difensivo a zona. Altro errore col tiro da 3, ancora un rimbalzo di Ljubenovic che però sbaglia il passaggio di riapertura. Poi c'è la pressione eccessiva e fallosa qui ai danni di Roberta Di Gregorio, dunque fallo di Arianna Puggioni. Sta arrivando una doppia sostituzione per Sabatelli, che ha chiesto anche il time out, consigliato prontamente dal suo assistente. Allora facciamo il punto, 15 secondi al termine del secondo quarto, con Campobasso che avrà a disposizione l'ultimo tiro. 27 per le ospiti, 21 per le padrone di casa. Noi ci fermiamo per un brevissimo spot. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ed eccoci tornati in diretta, pronti per raccontarvi la ripresa del gioco qui al Palacus. Come detto, 15 secondi da giocare nel secondo quarto. Masic sulla rimessa per Rachele Porcu a tutta velocità, inseguita da Sara Sayas. 10 secondi, ancora il palleggio vivo di Rachele Porcu, il cambio di mano, il blocco di Marangoni, il cambio solo per un istante di Federica Madeddu, il pallone dentro, poi... Decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione?
Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Eccoci tornati in diretta dal Palacus, sta iniziando il terzo quarto, 27-21 il vantaggio per la Magnolia. Dopo i primi 20 minuti di gioco si torna con Mancinelli, Sanchez, Di Gregorio, Bove, mentre c'è l'infrazione di passi di Mancinelli. Ci mancava da elencare poi Porcu nel quintetto di Sabatelli per questo terzo quarto. Proteste dalla panchina per questa infrazione di passi, proteste abbastanza pacate insomma da parte del tecnico della squadra ospite. Risponde il Cuscagliari con Striulli, Landi, Ljubenovic, Novati e Puggioni. Ancora Striulli, battezzata al tiro da tre, ci riprova e anche questo va dentro. La seconda tripla della partita di Erika Striulli, che probabilmente l'ha presa anche un po' come una sfida personale. E qui è riuscita a trovare la giusta misura con il tiro dai 6,75. Un solo possesso di differenza allora tra le due squadre. 27-24, Di Gregorio riceve sul ribaltamento. Lei non è fortunata come Striulli in precedenza, sbaglia la conclusione Ljubenovic. Dall'altra parte Puggioni, che lei con qualche problema fisico in settimana, la caviglia in particolare, sta stringendo i denti ed è in campo a differenza di Niola. Poi Puggioni intanto nell'attacco del Cus, Striulli scarica fuori Puggioni, 2 secondi per trovare un tiro, Landi in emergenza, il suo è un cross, recupera Campobasso che si lancia dall'altra parte, prova ad alzare il ritmo, Porcu, Mancinelli, gran scarico sotto Sanchez, il layup è vincente e permette alla Magnolia di portarsi sul 29-24. Striulli dal palleggio, affrontata nell'accoppiamento da Di Gregorio, c'è poi Novati, mette il pallone per terra, Paola Novati, il suo pallone ancora all'indirizzo di Striulli, chiamato a inventarsi qualcosa, 6 secondi, il Cus è nuovamente in difficoltà con Campobasso che ha alzato il volume della radio in difesa dopo aver preso la tripla in precedenza da Striulli. 4 secondi per il tiro Ljubenovic dall'angolo, tiro troppo lungo, il rimbalzo lo porta giù Carolina Sanchez e poi Rachele Porcu. Di Gregorio in punta, c'è ancora l'ex Mercedes Alghero tra le tantissime canotte vestite in carriera. Sanchez che poi prende anche il tiro da tre, lo sbaglia, il tocco di Ljubenovic che permette a Striulli di recuperare il pallone. Striulli mette ordine, trova Puggioni che le restituisce il pallone, il tocco con un piede da parte di Gregorio. Ora entrambi i tecnici sono abbastanza nervosi in panchina, provano a farsi sentire. Rimessa in attacco per le universitarie, 7 minuti e 52 secondi per l'ultimo mini intervallo. Striulli fa circolare per Arianna Landi, il ribaltamento di lato per Puggioni, linea di fondo per la giocatrice ex Viterbo, poi Landi, l'hesitation, fuori ancora Striulli, deve prendere anche questo tiro da tre, lo sbaglia, attenzione però perché c'è un fischio a rimbalzo, probabilmente un fallo di Sanchez su Ljubenovic e infatti ci sarà ancora la rimessa per la squadra di casa. Fallo di Carolina Sanchez, il terzo della partita, se non abbiamo visto male. Infatti è pronto il cambio ordinato ora da coach Sabatelli, che è un po' arrabbiato. Anzi, fallo di Bove, chiedo scusa, non di Sanchez, è suo il terzo fallo della partita. Infatti esce Emilia Bove, al suo posto c'è Lucia Di Costanzo. Tutto sistemato. Ora il gioco che può riprendere Striulli sulla rimessa, si smarca e riceve Ana Ljubenovic, quindi in punta Arianna Landi. Striulli, l'uscita dal blocco, poi
Novati con l'alto basso verso Ljubenovic, non c'è lo spazio per il tiro, 4 secondi, ancora emergenza, Kus stavolta è Porcu ad andare a soffiare il pallone a Striulli. Era successo il contrario in 2 circostanze nel corso del secondo quarto. Bello anche l'assist battuto per terra per Mancinelli, deve iniziare però da Sanchez, ancora Mancinelli, c'è tanto spazio dall'altra parte per Di Gregorio, prima però arriva il fallo nella difesa ed è in particolare di Arianna Puggioni. Rimessa a Campobasso in zona offensiva, 7:13 da giocare nel terzo quarto, con le ospiti avanti sul 29-24 e punteggio che non si muove ormai da un bel po' di tempo. Di Costanzo, Porcu mette il pallone per terra, si prende subito il tiro da 3, lo manda sul secondo ferro, lotta a rimbalzo con Novati che riesce a mantenere il pallone tra le mani. Landi, chiamata a 3 nell'attacco del Cus Cagliari. Striulli per Ljubenovic, ancora Erika Striulli fa circolare sul perimetro Arianna Puggioni con Ljubenovic che cerca disperatamente di farsi vedere dalle compagne là al centro dell'area, nell'accoppiamento abbastanza complicato con Di Costanzo. Novati ha sbagliato e non di poco il tiro da 3 punti. Campobasso che può cercare ancora una mini fuga. Di Gregorio dentro, Sanchez fa valere la sua stazza ma sbaglia l'appoggio a canestro, sostiene non del tutto a torto di essere stata un po' maltrattata nella circostanza precedente, anche trattenuta leggermente per la maglia. Ad ogni modo c'è la rimessa in attacco per Campobasso, già eseguita Porcu per Di Gregorio, ancora Rachele Porcu che guarda il canestro, parte verso sinistra, il pick and roll con Di Costanzo, lo scarico in angolo, Mancinelli fa saltare Puggioni, il tiro da 3 è una tabellata in questo caso per la giocatrice della Molisana. Il Cus dall'altra parte non riesce ad azzannare in transizione Novati. Striulli, ancora Landi, Puggioni in ritmo ancora da 3 dall'angolo, l'abbiamo detto nel primo tempo, è una giocatrice che sa accendersi al tiro da 3 punti, mentre è arrivato un fallo tecnico alla panchina di Campobasso, anzi fallo tecnico, correggo, all'indirizzo della giocatrice in canotta numero 14 ed è Carolina Sanchez. E dunque tiro libero per il Cus Cagliari, Erika Striulli in lunetta. Andiamo a vedere anche le sue medie in stagione. Canestro del -1 intanto per Striulli, medie che sono canate abbastanza ma rimangono comunque importanti. 14,7 per il capitano delle universitarie. E ora fa Ampicenico Sciascia di allungare la difesa sulla rimessa dal fondo per Campobasso. 29-28, la partita continua a essere aperta al di là della differenza in classifica sostanziale tra queste due formazioni. Qui c'è la rimessa per il Cus con le universitarie che provano a caricare anche il pubblico. Ultima deviazione era stata la giocatrice di Campobasso in precedenza. Nota questa la lettura arbitrale. Allora Striulli, Novati, possesso importante con il Cus che può tornare davanti. Puggioni ci riprova da 3, la mette, gran canestro di Arianna Puggioni, 2 triple in fila, il Cus è in vantaggio sul 31-29. Un terzo quarto che inizialmente sembrava destinato a un nuovo allungo insomma da parte di Campobasso, però non è riuscito a seminare il Cus che è tornato. Attenzione a Sanchez, la risposta da campionessa, pungolata un po' nell'orgoglio anche dal fallo tecnico subito in precedenza, risponde al fuoco nemico. 32-31, partita che si sta accendendo e sta diventando bella dopo un primo tempo molto tirato ma non spettacolare. Chiedo scusa, arriva anche la terza tripla di Arianna Puggioni che è on fire, è una tiratrice di striscia, lo sta dimostrando Masic, sfortunata dall'altra parte. Sanchez a rimbalzo, la stoppata di Novati, chiede ancora un fallo che non arriva, poi deve placare le sue proteste la giocatrice di origine argentina. Novati con metri e metri di spazio, sbaglia e non di poco. Masic con rimbalzo, Ljubenovic ci mette il piede, rimessa dal fondo per Campobasso, vuole calma Sabatelli, vede che la sua squadra in qualche circostanza si fa un po' prendere dalla frenesia
e ora è sotto, ripetiamo, sul 34-32 quando mancano 4 minuti e 20 secondi all'ultimo mini intervallo. Costruisce dal palleggio Rachele Porcu, attenzione ancora al tentativo di rubata da parte di Striulli, ora attacca in sovrannumero. Campobasso, Striulli ha recuperato la posizione, Masic fuori lo scarico, Porcu fa saltare Landi e poi il tiro è morbidissimo a segno per la parità a 34, lo squillo anche di Rachele Porcu per provare a togliere un po' dai guai Campobasso in cerca di nuova fiducia in questo frangente della partita. Striulli va verso sinistra, non la segue nessuno, appoggia al vetro, il nuovo vantaggio universitario sul 36-34. Un po' passiva qui la difesa della Molisana. Sanchez intanto, Marangoni fa circolare sempre sul perimetro per Porcu, Masic di Costanzo reclama il pallone ma viene ignorato dalle compagne. Porcu, il tiro da 3 punti contestato, sbagliato Sanchez, gran lavoro al rimbalzo, va dentro Masic, assist d'oro per Sanchez che non sbaglia il layup, riporta le squadre in parità a quota 36, partita davvero molto avvincente in questa fase, mentre è pronto il ritorno in campo di Mancinelli per Campobasso. Landi, Ljubenovic, sportellate tra Landi e Marangoni, intanto Striulli qui, attenzione a Porcu che arrivava da dietro, chiede l'infrazione di campo, non la ottiene, Striulli va verso sinistra, Novati 3 secondi per il tiro, Novati sbaglia e poi il nuovo attacco della Magnolia con Rachele Porcu. Sanchez la finta, poi mette il pallone per terra, Novati costretta al fallo. Sanchez da un saggio ancora una volta della sua esperienza, brava anche e rapida nell'attacco fronte a canestro. Ci sono dei cambi, come detto torna Mancinelli, esce Porcu per Campobasso, dall'altra parte esce Novati, spazio per Federica Madeddu che ha giocato un buon secondo quarto in lunetta. Carolina Sanchez, 43 anni per lei, davvero un monumento del basket femminile, sta dando tantissimo questa stagione alla Magnolia, ex Priolo, insomma ricorderete in tante squadre del massimo campionato italiano. Allunga la difesa intanto anche Campobasso che è avanti ora sul 38-36, chiamata maglia per Striulli, Puggioni e poi dopo il blocco sale per ricevere Madeddu, il consegnato per Arianna Landi, il blocco di Ljubenovic che poi finisce per terra nello scontro con Marangoni. Landi deve tirare un po' in difficoltà, porta giù il rimbalzo dopo l'errore. Sanchez lancia la transizione, Mia Masic dentro il pallone per Di Costanzo, il giro sul perno, il tiro con le maglie della difesa del Cus che si erano chiuse. 2 minuti da giocare nel terzo quarto. Ljubenovic guarda il canestro, spara da 3, primo ferro e poi Sanchez a portare giù il rimbalzo. Fase un po' di stanca con le ospiti sul +2, palle in mano. Sanchez, attenzione a Mancinelli, qualche sportellata di troppo con Striulli, reclama il pallone sul ribaltamento, Masic lo ottiene, batte poi Puggioni, sbaglia ancora la lotta a rimbalzo, vinta da Sanchez che si divora un canestro all'apparenza semplice. Si continua ancora nella tonnara là sotto, ci ha provato senza successo Masic, ora un altro fischio di palla contesa se non abbiamo visto male, con il pallone che è stato assegnato al Cus. Ancora sostituzioni, Saias forse per far rifiatare Striulli in questo momento, dall'altra parte Crisantidou in luogo di Costanzo, a 1:26 dalla conclusione del terzo quarto con il gioco 1 e in attacco esce Landi. Troppo delicata insomma questa fase della partita per togliere dal parquet il capitano. Striulli che è tra le mani il pallone per la rimessa, Ljubenovic con calma a portare il pallone nella metà campo offensiva, lascia il consegnato nelle mani di Striulli, poi ancora la giocatrice slovena Wendoff per Striulli, quindi Madeddu invitata sostanzialmente al tiro dalla media distanza, non si fa problemi, non ha paura e realizza la parità a quota 38. Altro segnale importante anche di personalità per Federica Madeddu, mentre rivediamo la zona 2-1-2 del Cus Cagliari. Mancinelli, Sanchez dentro, Crisantidou ancora fuori per Sanchez, Mancinelli prova
a penetrare, scarica in angolo Carolina Sanchez, giocatrice che si esalta in questi momenti, la tripla del 41-38 e 38 sono anche i secondi che mancano al termine del terzo quarto. Madeddu, Sayas mette il pallone per terra contro Marangoni, Ljubenovic prova ad andare dentro anche lei, Crisantidou la controlla, qui uno scarico avventato, l'errore di Madeddu, il contropiede gestito da Mia Masic. Marangoni ora giustamente dà un'occhiata al cronometro perché Campobasso può andare fino in fondo con questo possesso. Ora 10 secondi per l'ultimo mini intervallo. Sanchez è pronta al blocco, il palleggio insistito di Marangoni, lo show difensivo di Madeddu, poi attenzione, l'ultimo tocco è stato proprio di Marangoni che a sua volta chiedeva un tocco irregolare sul braccio, un secondo, vedremo cosa saprà combinare insomma il Cus. Striulli chiede il pallone, Ljubenovic, la preghiera, termina il terzo quarto, Campobasso con fatica ma avanti ancora, 41-38 a Saduchessa. Noi tiriamo un po' il fiato e poi torneremo in diretta per raccontarvi i 10 minuti conclusivi di questa partita. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Squadre che stanno per tornare in campo qui a Saduchessa, mentre facciamo il punto anche sulle altre partite che compongono questa 20ª giornata di campionato. Viterbo contro Nico Basket, San Salvatore contro Livorno, San Giovanni Valdarno contro Umbertide, High School Basket Lab contro La Spezia e Civitanova Marche contro Ariano Irpino. Nel prossimo turno il Cuscagliere andrà a far visita alla Nico Basket Pontebuggianese, mentre Campobasso sarà di scena in quel di Ariano Irpino, una partita che è stata abbastanza delicata nel match d'andata. Vedremo come andrà insomma la prossima settimana sul parquet campano. Si torna con Mancinelli, Marangoni, Masic, Sanchez e Crisantidou per Campobasso, Puggioni, Sayas, Striulli, Ljubenovic e Madeddu per il Cuscagliari. Queste le 10 protagoniste sul parquet. Importante il canestro al termine del terzo quarto da parte di Carolina Sanchez che ha permesso a Campobasso di rompere una lunga situazione di equilibrio. Qui Crisantidou, il movimento di potenza contro Madeddu che va per la stoppata regolare. Altra giocata interessante dunque di Federica Madeddu, ricordiamo ancora una volta classe 2001 nel Cuscagliari con minuti importanti. La tripla di Ljubenovic, corta, e poi Sanchez con un altro rimbalzo. A breve vi daremo conto anche delle statistiche di questa partita, mentre il tuffo di Striulli interrompe questa linea di passaggio. È già pronto il primo cambio dell'ultimo quarto per la Magnolia. Fuori Crisantidou, dentro Bove, ricordiamo con 3 falli a carico e dunque deve stare attenta sotto il profilo disciplinare. Mancinelli per la rimessa in attacco, chiede il pallone Sanchez, vuole la ricezione vicino al canestro per Marangoni che è seguita da Sayas però è brava, qui anticipa la linea di passaggio, riesce quantomeno a sporcare il pallone, rimessa dal fondo per la Magnolia. Grande attenzione difensiva ancora per la squadra di Federico Sciascia sulla rimessa. Emilia Bove si smarca e riceve Sanchez, Marangoni in punta, attende l'uscita dal blocco di Mancinelli seguita da Striulli che va a cercare per un istante anche a trovare il pallone da 3 punti. Mancinelli in emergenza allo scadere di 24, Ljubenovic a testa bassa a condurre la transizione e poi
Pugioni, Striulli, Saïas, linea di fondo, Ljubenovic, l'extra pass, Pugioni da 3, sbaglia stavolta con il pubblico di Sadu Kesa che era pronto a scattare in piedi. Marangoni, controllata da Sara Saïas, Masic guarda dentro il taglio proprio di Marangoni, ancora Saïas a ringhiare sul pallone, ottiene la rimessa. Sara Saïas può essere senz'altro soddisfatto coach Sciascia per l'abnegazione difensiva da parte di un'altra giovanissima della squadra universitaria. Saïas, anche lei classe 2001, eppure lei ex Mercedes Alghero. Fuori Pugioni, dentro Mura per il Cus, ed è tornata Rachele Porcu per la Magnolia. Saïas a prendersi il pallone per costruire questo possesso, l'attacco del Cus Cagliari. Madeddu lascia il consegnato nelle mani di Mura. Saïas, la sua penetrazione con scarico per Madeddu, tutto fatto benissimo. Gioco a 2 tra giocatrici classe 2001, in questo caso per il Cus Cagliari, 2 liberi per Federica Madeddu, che contribuisce alla causa in questa stagione con circa 2 punti di media in 9 minuti di impiego da parte di coach Sciascia, in precedenza 2 su 2, stavolta sbaglia il primo. 8-18, sempre Campobasso avanti sul 41-38 qui a Sadu Kesa, ancora non si è segnato nel corso dell'ultimo quarto, non riesce Madeddu a realizzare neanche il secondo tiro libero. Il tagliafuori a rimbalzo di Marangoni e poi Porcu per Marangoni, mette il pallone per terra con energia, poi preferisce tornare fuori a beneficio di Carolina Sanchez, dentro per Bove, addomestica un pallone difficile almeno in un primo momento, poi lo perde in realtà, e allora Francesca Mura dall'altra parte. Saïas, Erika Striulli tiene il pallone fermo, poi va dal palleggio contro Mancinelli, il cambio difensivo accettato da Bove, che verrà attaccata verosimilmente nell'1 contro 1 da Striulli. Cambio di mano rapidissimo, il canestro non è buono e questa è l'indicazione da parte del signor Mirko Picchi. Ci sarà semplicemente una rimessa dal fondo per il Cus Cagliari, non ha ravvisato continuità nel movimento. Il fischietto laziale, si arrabbia ovviamente il pubblico di Sadu Kesa, si arrabbia coach Sciascia. Sorriso amaro insomma per Erika Striulli, il Cus che si deve accontentare della rimessa, e ovviamente sottolineiamo il quarto fallo personale di Bove. Ancora Striulli, stavolta contro Mancinelli che sottrae il pallone. Gran giocata difensiva di Mancinelli fino al capolinea dall'altra parte. Questa è una mazzata importante anche dal punto di vista psicologico per il Cus, ed è arrivato finalmente anche il primo canestro dell'ultimo quarto. Mura qui a cercare spazio contro Masic, usa troppo le mani in zona difensiva secondo gli arbitri, la giocatrice ex Muggia ed Elite Basket Roma tra le altre. Primo fallo della sua partita, 7-15 da giocare sulla rimessa Sara Saïas. Ljubenovic alza la testa, un'occhiata al possibile ribaltamento per Mura, poi fa con il consegnato per Striulli, accelera Striulli, ancora una rubata, la seconda consecutiva di Mancinelli, fattore importante in questa fase della partita dal punto di vista difensivo per Campobasso. Dietro la schiena Porcu, poi ancora il palleggio insistito contro Saïas che però è brava a contenerla. Marangoni attacca il canestro, semina Madeddu e segna altri 2 punti importantissimi. Nuova fuga Campobasso, parziale aperto, 45-38 più 7. A 0 anche il parziale aperto della squadra molisana. Altro errore per il Cus che ora rischia di perdere un po' di contatto. Mancinelli decisiva in maniera totale in questo inizio di ultimo quarto. Altri 2 e ovviamente deve chiamare il time out coach Sciascia per provare a fermare questa emorragia. 47-38, ripetiamo, e pausa nella partita, pausa brevissima anche per noi.
Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Si riprende a giocare, 6 minuti 21 secondi al termine della partita, 9-0, questo è il parziale della Magnolia a Campobasso sul CUS Cagliari. Campobasso che dopo una gara equilibrata insomma prova a rompere stavolta in maniera magari definitiva l'equilibrio. Vediamo come riparte il CUS che affida il pallone al capitano Striulli, chiamata maglia nell'attacco universitario, con la ricezione di Novati. Da sottolineare una volta di più l'importanza di Mancinelli nel break positivo di Campobasso. Ljubenovic, scarico in angolo per Puggioni, fallo in attacco della slovena, sfondamento preso da Mijamasic. Ljubenovic guarda con fare non troppo gentile il signor Di Gennaro dopo questo fischio. Allora si riparte, siamo quasi alla metà del secondo quarto. Striulli ancora una volta in maniera molto aggressiva a caccia del pallone. Mancinelli prende il centro dell'area, il tocco di Mura. L'ultima deviazione è stata proprio di Mancinelli. Allora la rimessa è per il CUS. Striulli dal palleggio, seguita da Mancinelli, sale Ljubenovic, riceve in questo momento e poi restituisce il pallone alla compagna. Striulli, Francesca Mura ad attaccare il centro dell'area, ma ancora Mancinelli con la quarta rubata di questo ultimo quarto. Sanchez ovviamente non c'è ragione di forzare i tempi dell'attacco, si preferisce ragionare. Consegnato per Porcu, raccoglie il palleggio, la finta di consegnato per Carolina Sanchez che sbaglia l'appoggio a canestro, ma la sua giocata di astuzia era stata ancora una volta notevole. Masic sulla rimessa, ricordiamo ancora una volta appuntamento delle 20 in diretta su Directa Sport, anche la sfida tra San Salvatore Selargius e Jolly Acli Livorno, partita molto interessante per la zona medio-bassa della classifica. Il San Salvatore al pari nel CUS cerca di ottenere il pass per i playoff, Livorno che invece è in un buon momento di forma, che vuole ovviamente salvarsi senza passare per i playout. Qui Striulli dopo il rimbalzo, Novati cerca ancora il suo capitano, bello il taglio di Ljubenovic che però sbaglia da sotto. La partita sembra pian piano sfuggire via dalle mani del CUS che, ripetiamo, non ha ancora segnato in questo ultimo quarto. Porcu dal palleggio e poi Sanchez mette il pallone per terra ancora contro Ljubenovic. Mancinelli, l'uscita di Masic controllata da Francesca Mura che passa davanti al blocco e poi ci mette anche una mano. Sanchez da 3 corto, Mura e poi Striulli che ora vuole accelerare ma si allunga un po' il pallone favorendo il ritorno difensivo di Marangoni. Porcu per il taglio della stessa Marangoni, appoggio al vetro. Il CUS sembra francamente anche molto stanco a questo punto e finisce sotto di 11 lunghezze sul 49-38. È ancora parziale aperto per la Magnolia Campobasso, non è servito neanche il time out precedente chiesto da Federico Sciascia. Striulli contro Mancinelli, la fa impazzire con il giro sul piede perno e la costringe in qualche modo a commettere il fallo. Doppio cambio, pronte sul cubo Landi e Saias per il CUS Cagliari, fuori Mura, mentre quello appena speso è il secondo fallo personale di Elisa Mancinelli. E poi Saias darà un po' di respiro a Erika Striulli in lunetta per il CUS Cagliari. Sbaglia il primo Striulli, continua la maledizione dell'ultimo quarto per la squadra cagliaritana.
arriva il tiro libero che vale il meno 10 sul 49-39, il cambio preannunciato che raggiunge con l'uscita di Striulli il ritorno di Sera Sayas, davvero stremata. Striulli ha provato a dare insomma tutto quello che ha in questo momento. Qui ancora la trappola di Puggioni sulla rimessa, la zona difensiva di Campobasso, la press delle universitarie che mette in difficoltà Mancinelli e trascina il perno secondo il signor Di Gennaro, infrazione di passi. Sabatelli ancora molto arrabbiato perché Campobasso è stata insomma lucidissima in questa circostanza nell'uscita dalla press del Cuscagliari. Ljubenovic esce, cerca un assetto molto basso ora Sciascia per provare un ultimo disperato assalto alla Diligenza. Campobasso che però ha saldamente in mano l'inerzia della partita. Madeddu, l'end-off per Puggioni, lavora sul blocco, poi Novati, le spaziature sembrano essere perfette in questo attacco del Cus. Novati sta scadendo anche il cronometro dei 24, Novati deve inventare un tiro molto complicato e lo sbaglia. Allora Rachele Porcu per la Magnoli a Campobasso, dentro l'ex Reyer Venezia per Sanchez, il tiro da 3 punti dentro, ha segnato tanto per cambiare in questo ultimo quarto Elisa Mancinelli. Somiglia tanto al canestro della Staffa, anche se mancano ancora 3 minuti di partita, sono tanti, 52-39 recita il tabellone del Palacus, mentre qui la rimessa verrà assegnata ancora al Cus. Torna subito Francesca Mura. E a uscire è Arianna Puggioni. Mentre a breve, come promesso, faremo un piccolo recap statistico di questa partita. Intanto Madeddu raccoglie il palleggio senza avere bene idea di cosa fare, cercava un consegnato per Sayas, trascina il perno anche lei e arriva ovviamente la palla persa per violazione di passi da parte della giocatrice Cussina. Marangoni a tutta velocità, lo scarico dell'ex Parma per Masic e poi la circolazione puntuale sul perimetro, tiro preso ancora da Mancinelli ma sbagliato nell'ultima circostanza. Mancinelli che può tranquillamente essere eletta quale MVP di questa partita a mio giudizio, per come ha saputo spaccare l'equilibrio a cavallo fra il terzo, soprattutto l'inizio dell'ultimo quarto. Qui Landi cerca di avventurarsi ma il Cus è a quanto pare un po' alle corde e iniziano a scarseggiare insomma anche le energie. Cus che può essere soddisfatto insomma per quanto fatto per 30 minuti anche abbondanti di gioco. Qui c'è il contropiede per Arianna Landi, poi Novati prova a prendere il centro dell'area, c'è il fallo di Sanchez che cercava il pallone da dietro. 2 tiri liberi per Paola Novati che ha dato un apporto consistente nel corso dell'ultima partita contro l'High School Basket Club, non è però riuscita a ripetersi. Uscita un'altra grande protagonista di questa gara, ovvero Carolina Sanchez, che ha realizzato una tripla molto importante per indirizzare la gara anche dal punto di vista emotivo alla fine del terzo quarto. Lungo conciliabolo, quasi un time out individuale per Mia Masic con coach Sabatelli, mentre Novati segna dalla lunetta. Cus che non è riuscito a realizzare su azione nel corso dell'ultimo quarto, ma soltanto su tiro libero. Questo la dice lunga ovviamente anche sulla difesa Campobasso, di quanto sia cresciuta nel quarto conclusivo. Qui sbaglia anche Novati, anche il pubblico un po' si spazientisce qui a Sa Duchessa. Ultimi 90 secondi della partita con Mancinelli che sbaglia, prova ad avventarsi sul rimbalzo, tiene vivo Bove con 4 falli comunque in campo senza problemi. In questo finale ha sbagliato anche Bove, sono stati tanti in generale gli errori all'interno di questa partita. Palla contesa, possesso Cus Cagliari. Allora andiamo a vedere le statistiche un po' più nel dettaglio. Il Cus che ha avuto 16 punti da Erika Striulli e che ha tirato con 13 su 52 complessivo dal campo, fa 25%. Campobasso dall'altra parte invece
ha tirato un po' meglio, anche se non benissimo, 21 su 58 e 36%, con 7 su 20 da 3 punti, 14 su 38 da 2. Per il CUS invece 7 su 27 da 2, 6 su 26 da 3, dato questo insomma abbastanza significativo. Miglior marcatrice della partita che è Striulli, c'è una buonissima distribuzione come da tradizione per Campobasso, 14 sia per Marangoni che per Sanchez, sono 7 invece per Mancinelli, con 6 rimbalzi e 4 recuperi. Si è fatta sentire anche non arrivando alla doppia cifra. Qui Saias in penetrazione, ancora un errore, l'ennesimo per il CUS Cagliari. 18 secondi, vedremo se ci sarà spazio ancora per un tiro. Marangoni va in punta da Mancinelli, 12 secondi, Porcu attacca Madeddu nell'1 contro 1, poi offre questo tiro da 3 punti a Mancinelli che sbaglia, stavolta finisce la partita con la vittoria della Magnolia Campobasso, che rinsalda la vetta e raggiunge quota 30 punti in classifica. Ha battuto un orgogliosissimo CUS Cagliari con il risultato finale di 52-41. C'è stato insomma tanto da sudare per la squadra di Sabatelli, che ha sbloccato la situazione soltanto negli ultimi 10 minuti di gioco, in cui il CUS non è riuscito a realizzare dal campo. Lo ha fatto soltanto con 3 punti giunti dalla lunetta tutti quanti. E allora vedremo cosa faranno insomma le dirette concorrenti di Campobasso. Il CUS che resta dal canto proprio a quota 18 punti in classifica. Saluti di rito al termine della gara, restate con noi, restate in diretta, perché dopo una breve pausa saremo in diretta con le interviste del post partita. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.